Buongiorno e benvenuti. Oggi è giovedì 19 febbraio 2026. Il sole sorge alle 6:43 e tramonta alle 17:43. La luna si leva alle 9:50 e cala alle 19:40. Oggi si celebra San Mansueto. Il nome Mansueto deriva dal latino mansuetus, che, tratto dall'omonimo aggettivo, significa per l'appunto mansueto, tranquillo. Oggi ricorre la giornata mondiale della protezione dei mammiferi marini, che nasce per sensibilizzare la difesa di queste specie e dei loro habitat. Questi animali vivono in un habitat minacciato costantemente dall'inquinamento e dalla pesca intensiva e, adattatasi alla vita acquatica con caratteristiche uniche, sono essenziali per l'ecosistema globale, poiché contribuiscono alla regolazione dei cicli di ossigeno e CO2. Proteggerli è dunque fondamentale per garantire la biodiversità e la salute del nostro pianeta. Oggi festeggiamo Mauro Icardi, il calciatore argentino che spegne 33 candeline. Icardi è un attaccante di classe e di gol che ha giocato in Italia con la Sampdoria e l'Inter, dove è stato anche il suo capitano. Icardi ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, ha sposato Wanda Nara, l'ex moglie del suo amico e collega Maxi Lopez. Ha avuto anche contrasti con Maradona, che lo ha criticato duramente. Dal 2024 ha una relazione con l'attrice Maria Eugenia Suarez, ufficializzata l'8 gennaio 2025. La seconda festeggiata di oggi è Veronica Pivetti, l'attrice e conduttrice televisiva che compie 61 anni. Ha iniziato la sua carriera come doppiatrice, prestando la sua voce a personaggi di cartoni animati come Krillin in Dragon Ball. Nel 1995 ha debuttato al cinema con Viaggi di nozze, il film di Carlo Verdone, che l'ha scoperta in TV nella trasmissione Quelli che il calcio. Nel 1998 ha condotto il Festival di Sanremo con Raimondo Vianello ed Eva Erzigova. Veronica ha anche recitato in diverse fiction di successo come Commesse, Provaci ancora prof e L'allieva. Oggi festeggiamo anche Gianluca Zambrotta, il difensore che compie 49 anni. È stato uno dei protagonisti della nazionale italiana che ha vinto il mondiale del 2006 e si è piazzata seconda all'Europeo del 2000. Ha iniziato la sua carriera con il Como, la sua squadra del cuore, di cui è stato anche il presidente onorario. Poi ha giocato con il Bari, la Juventus, il Barcellona e il Milan. Zambrotta ha vestito la maglia azzurra per 98 volte, segnando 2 gol. Nel 1878 un genio visionario cambia per sempre il modo di ascoltare il mondo. Thomas Edison, l'inventore della lampadina, realizza un apparecchio capace di catturare e ripetere le vibrazioni sonore. Lo chiama il fonografo, lo brevetta il 19 febbraio. Per dimostrare la sua incredibile scoperta, registrerà la sua voce che recita una semplice filastrocca. Mary had a little lamb. Quelle parole, pronunciate da un semplice cilindro di metallo, sono le prime di una rivoluzione culturale. Grazie al fonografo, infatti, la musica, la voce e i rumori possono essere conservati e trasmessi a distanza. Cos'è la radioattività? Associamo la radioattività al pericolo perché è invisibile, legata a grandi disastri storici o ai danni che può causare al DNA. In realtà si tratta di un processo fisico e naturale che, se gestito correttamente, diventa una risorsa preziosa. In medicina, ad esempio, permette di colpire le cellule malate con estrema precisione attraverso la radioterapia, trasformando un fenomeno potenzialmente nocivo in una potente cura salvavita. Buongiorno ai 12. La Luna e Mercurio oggi sono veramente molto curiosi, probabilmente vogliono portare un messaggio a Saturno in Ariete, ovvero una ritrovata consapevolezza di idee e di sogni. Ariete, per voi oggi arriva una notizia molto importante che riguarda la famiglia e soprattutto un nulla osta per dei progetti futuri molto importanti al lavoro, ottime novità. Toro, il vostro cielo è un cielo che vede ancora la Luna e Venere muoversi in direzione positiva, ma la notizia più importante è che il Sole passa in Pesci e quindi da quadratura diventa una forza amica e consapevole.
Gemelli, per voi oggi il sole passa in quadratura. Essendo in pesci, oggi la giornata sarà un po' stanca e vorrà farvi un po' incuriosire rispetto a delle faccende del passato che ancora non avete risolto. Cancro, sole di trigono per voi, oltre che la luna che si sposterà in serata, ma decisamente l'inizio di una stagione altra e di un momento positivo per voi. Leone, la giornata oggi è abbastanza complessa, sia perché non avete più il sole contro, quindi il vostro pianeta esce dall'opposizione dell'Acquario e si tuffa nel mare dei pesci, rendendovi anche un po' emozionati e forse avete paura di affrontare una prova importante. Vergine, il Sole entra in opposizione con i 4 pianeti che sono in pesci oggi, probabilmente c'è un obiettivo nuovo da raggiungere. Intanto si entra nel vivo di un lavoro molto importante, aumentate la velocità. Bilancia, perdete l'appoggio del Sole in trigono, il Sole adesso è diventato d'acqua, esce dal vostro fratello d'elemento acquario e quindi dovrà necessariamente affidarsi a qualcosa di più solido. Scorpione, per voi oggi è il sole di trigono, è un'ottima notizia visto che state festeggiando comunque già i miglioramenti che vengono dal dialogo, dall'amore e anche dall'economia che non guasta decisamente. Sagittario, il sole entra in quadratura per cui vi potrete sentire un po' stanchi e dopo come Marte vi ha fatto trottare per un bel po' di tempo, sarebbe anche comprensibile, quindi riposate un po'. Capricorno, sole amico, torna di nuovo la voglia di comunicare, di interfacciarsi, di relazionarsi e riprendete un pochino di vita sociale in più. Acquario, ottimo per voi l'uscita del sole finalmente. Non siete più sotto la luce dei riflettori, troppa attenzione, ora volete essere un pochino più interstiziali ed essere letti tra le righe senza troppo esporvi o manifestarvi. Pesci, per voi oggi inizia la vostra stagione. Buon compleanno a tutti i pesci che da ora per più di una trentina di giorni saranno i protagonisti dello zodiaco. Bene, il Sole oggi rischierà anche la bella Venere, Marte e la Luna che sono nei vostri gradi. Non si potrebbe desiderare più luce di così. Capostipite di una nuova generazione di registi e attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana. La città partenopea venne portata ai fasti del passato. Il 19 febbraio 1953 nasceva proprio lui, Massimo Troisi. Si appassionò al teatro fin da giovane, fondando il gruppo La Smorfia con Lello Arena ed Enzo De Caro, vincendo premi prestigiosi come i Nastri di Argento e i David di Donatello. Tra i suoi film più celebri, Ricomincio da 3, Non ci resta che piangere e Il Postino, quest'ultimo girato poco prima della sua scomparsa nel 1994, a soli 41 anni. Quando ci addormentiamo, spesso scherziamo dicendo che andiamo a trovare Morfeo. Ma chi è questo personaggio misterioso? Morfeo è il dio dei sogni nella mitologia greca, figlio del sonno e della notte. Ha il potere di entrare nella nostra mente e trasformarsi in chi vogliamo. E sapete da dove viene il nome della morfina, il potente antidolorifico? Proprio da Morfeo, perché ci fa cadere in un sonno profondo. Oggi ricordiamo Luciano Fontana, il pittore e scultore che ha cambiato l'arte del Novecento. Fontana nacque in Argentina da genitori italiani nel 1899, fu un ceramista, un astrattista. Nel 1958 iniziò ad incidere le tele monocrome con buchi e tagli che chiamò concetto spaziale attese. Voleva creare una nuova dimensione artistica oltre la tela, infatti fu un artista provocatorio e visionario che anticipò le tendenze dell'arte contemporanea. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Esistere è osare gettarsi nel mondo. E quindi osate e siate sempre curiosi di quello che vi circonda nella vita. Noi ci vediamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco per iniziare assieme un nuovo giorno. Io vi auguro una buona giornata.